santo d'ingresso, tu quando verrai al numero 461. Tu quando verrai, Signore, su cui norai un sole per noi, un libero canto da noi nascerà, e come una danza il cielo sarà. Tu quando verrai, Signore Gesù, insieme vorrai far festa con noi, e senza tramonto la festa sarà, perché finalmente saremo con te. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. L'amore dello Stato sia con tutti voi e con il tuo spirito. Iniziamo questa giornata qui attorno all'altare del Signore, rendendoci disponibili ad accogliere la parola del Signore che ci accompagna nel cammino di questo giorno e ci offre lo spunto per preparare nella gioia il nostro incontro con il Signore nel prossimo Natale. Al suo amore misericordioso affidiamo la nostra pochezza e la nostra fragilità. Signore, che vieni a visitare il tuo popolo nella pace, Kyrie eleison. Cristo, che vieni a salvare chi è perduto, Christe eleison. Signore, che vieni a creare un mondo nuovo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, ti adonati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Esaudisci con bontà le preghiere del tuo popolo, o Padre, perché coloro che si unano per la venuta del tuo Figlio genito nella nostra carne possano giungere alla eterna quando gloria. Egli è Dio, con te nell'unito santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Cantico dei Cantici. Una voce, l'amato mio, eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. L'amato mio somiglia ad una gazzella, ad un cerbiatto.
Eccolo, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia dalle inferriate. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia bella, e vieni presto, perché ecco l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico sta maturando i primi frutti e le viti in fiore spandono profumo. Alzati, amica mia bella, e vieni presto, o mia colomba che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi. Mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole. Parola di Dio. Cantate a Lui un canto nuovo. Siate giusti nel Signore, cantate Lui un canto nuovo. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa 10 corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate. Esultate, o giusti nel Signore, Cantate a Lui un canto nuovo. Il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Esultate giusti nel Signore, cantate a Lui un canto nuovo. L'anima nostra attende il Signore, Egli è nostro aiuto e nostro scudo. È in Lui che gioisce il nostro cuore. Nel suo santo nome noi confidiamo. Esultate giusti nel Signore, cantate a Lui un canto nuovo. Alleluia, alleluia, alleluia. O astro che sorgi, splendore della luce eterna, sole di giustizia, vieni, illumina chi giace nelle tenebre e nell'ombra della morte. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta delle donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Parola del Signore. Il tema che unisce queste due letture apparentemente così diverse è il tema dell'esultanza. Abbiamo l'esultanza nell'incontro di due fidanzati innamorati, la sposa e lo sposo, la fidanzata e il fidanzato. C'è una ricerca contro che si esaurisce nella gioia, che dà realizzazione piena alle aspirazioni profonde del cuore. E il brano del Vangelo anch'esso è
compenetrante. Il Signore regna, tremino i popoli. La gioia Siede sui cherubini, si scuota la terra. Un'anziana, Elisabetta, e una giovane, Maria. E c'è un elemento che l'Evangelista Luca sottolinea: l'azione dello Spirito Santo in entrambe le madri. Maria è ricolma di spirito perché ha in sé il verbo della vita, il figlio di Dio. Elisabetta viene ricolmata dallo Spirito Santo e parla sotto l'azione dello Spirito Santo perché Maria travasa in lei lo Spirito. Ma prima però c'è il bambino che percepisce che si è fatto carne in Maria e sussulta, letteralmente si dovrebbe dire danzò nel grembo di Elisabetta, la gioia dello Spirito che avvolge e compenetra tutti i soggetti coinvolti. Ci sono due cose poi da focalizzare in questo incontro, sempre azione dello Spirito, la gioia che lo Spirito suscita, crea in Elisabetta, nel Battista, in Maria, e c'è poi da rilevare la beatitudine, le parole che Elisabetta pronuncia sotto l'azione dello Spirito. La prima parola è il riconoscimento di Maria. Beata te che hai creduto alle parole del Signore, in contrasto con quanto è accaduto a Zaccaria, che nel Tempio è stato perplesso, non ha saputo accogliere prontamente l'annuncio che il Signore gli dava di una paternità. E l'altro elemento è la grande benedizione che Elisabetta fa al Signore. Benedetta tu fra le donne, a Maria, e benedetto il frutto del tuo grembo. La benedizione, cioè la lode a Dio, il riconoscimento di quanto Dio ha compiuto in Maria. Questa benedizione diventa poi beatitudine, perché Maria ha creduto. Questa dinamica della realtà spirituale è alla base di ogni incontro, di ogni cammino con la parola del Signore, che segna la nostra vita, che trasforma la nostra vita. E nella misura in cui questa parola si incarna in noi, diventa beatitudine anche per noi. Maria allora diventa il modello di ogni anima credente. Vogliamo chiedere allo Spirito Santo la grazia di poter essere sempre docili anche noi alla sua azione che ci porta a diventare madre di Cristo, come ci dice San Francesco, proprio perché anche noi accogliamo la parola di Cristo.
viene per essere la luce che rischiara il cammino degli uomini. Dal buio delle nostre incertezze e dei nostri smarrimenti lo invochiamo. Vieni, luce del mondo. Vieni, luce del mondo. Per la Chiesa Santa, il Signore, e di esultare il Beata. Vieni, luce del mondo. Per le madri in attesa di un figlio, perché vivano il tempo della gravidanza in rendimento di grazie al Signore, consapevoli di essere collaboratrici dell'opera della creazione. Preghiamo. Vieni, luce del mondo. Per tutti coloro che sperimentano l'abbandono e la disperazione, perché possano ritrovare fiducia nella certezza che il Signore è in mezzo a loro. Preghiamo. Vieni, luce del mondo. Per tutti gli uomini che attendono salvezza e liberazione, perché la nascita nella carne del Figlio di Dio venga a colmare ogni loro desiderio di pienezza e di vita. Preghiamo. Vieni, luce del mondo. Per noi qui riuniti attorno a questa mensa eucaristica, perché comunichiamo la gioia di aver incontrato e accolto il Signore con la stessa sollecitudine di Maria. Preghiamo. Vieni, luce del mondo. Sì, tutto benembo di Maria, per la forza di questo pane eucaristico, nuovo slancio interiore, per condividere con tutti coloro che incontriamo la lieta notizia della tua presenza in mezzo a noi, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia la nostra unione con la vita divina. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Preghiamo perché portando all'altare del Signore gli impegni di questa giornata divengano un'offerta gradita a Dio Padre Onnipotente. Signore, ricevo dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del tuo nome, per il bene nostro e per la tua santa. Accetta la tua Chiesa, tu mi hai posti nelle nostre mani, con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per il Cristo Signore nostro. Egli fu annunciato da tutti i profeti, la Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni
proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare con il suo Natale ci trovi vigilanti preghiera, dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del Dio nostro Padre. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio,
Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne e gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso coi tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Antonio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa peregrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia e congiungi a te tutti regni sorelle che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale il tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E come figli di Dio ci rivolgiamo al Padre Celeste con le stesse parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane, rimetti noi rimetti, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Si compia la beata speranza e per Salvatore Gesù Cristo. Tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace sia sempre con tutti voi. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa. Una parola e io sarò salvato.
214. Il Signore nulla manca ad ogni attesa, in verdissimi prati mi disseta a placide acque e ristora la mia ieri mia errore del santo suo nome, dietro lui mi sento sicuro. Preghiamo la partecipazione ai divini misteri, o Signore, sia per il tuo popolo continua difesa, perché nella piena obbedienza alla tua volontà ottenga in abbondanza la salvezza dell'anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Ci sostenga con la sua benedizione di Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore è la nostra forza. Andiamo in pace. Preghiamo grazie a Dio. 262. Lodate Maria, nei cieli, la vostra armonia. Lodate, lodate, lodate Maria. Maria, figlio di puri candori, il cuore innamori
del Verbo tuo Figlio. Lodate, lodate, lodate Maria.